Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Benzina davanti a 5 negozi di Sferracavallo nel Palermitano. Sulla bottiglia un biglietto con la richiesta di pizzo, 5.000 euro. Si indaga anche sul collegamento con il rogo di 11 barche a Isola delle Femmine. Anziana circuita dalla vicina di casa per sottrarle 3 milioni di euro, 2 le donne arrestate. Nel raggiro coinvolti anche un avvocato, un medico e la segretaria di un notaio. E caccia agli aggressori degli skater picchiati senza motivo nel quartiere Bonagia a Palermo. Si cercano 6 o 7 ragazzini violenti che hanno infierito con calci e sassi sulle vittime. Un papà e la sua piccola Flora di 4 anni, originari di Caltagirone, bloccati in Iran. Sono senza i documenti della piccola e senza più notizie della madre. A Catania la Tari più cari d'Italia, 602 euro l'anno. La Sicilia è terza dopo Puglia e Campania. Una stanza tutta rosa al commissariato di Noto, uno spazio riservato per denunciare la violenza sulle donne. Calcio, Catania vince con il Latina e complice il pari della Salernitana, si riprende la vetta della classifica in coabitazione con i campani. In Serie B il Palermo non riesce a cambiare passo, un punto in 2 partite certifica la crisi del rosanero. Il difensore Bani dice: dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. 5 bottiglie di benzina lasciate davanti ad altrettanti negozi di Sferracavallo a Palermo e poi un biglietto esplicito, 5.000 euro di pizzo. Marco Gullà. Un gesto sprezzante, plateale. I titolari di 5 esercizi commerciali della borgata di Sferracavallo a Palermo questa mattina hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. L'episodio ha coinvolto il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Il Gracale e il Delfino e un tabacchi. Come vedete dalle immagini, nelle bottiglie di benzina c'è anche un'etichetta, o meglio, un messaggio in vista del Natale, con scritto 5.000 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, ha acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini mostrerebbero alcuni giovani scendere da auto con il volto coperto da cappucci e sacchetti con bottiglie di benzina lasciate poi davanti ai negozi. Brutta situazione che da vivere sia da abitante che comunque da attività come prima cosa. Come seconda cosa è un atto proprio che è indegno, ecco. Cosa che è proprio da film più che altro, surreale, ecco. Uno non ci crede veramente a guardarlo. Io solo nei film le ho viste queste cose, mai viste nella realtà. Gli investigatori stanno verificando collegamenti tra questo episodio e l'incendio avvenuto sempre la scorsa notte nel rimessaggio di Isola delle Femmine con 11 imbarcazioni danneggiate. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l'incendio e limitare i danni. Torniamo a Catania, dove un'anziana è stata manipolata dalla vicina che voleva sottrarle il patrimonio, 3 milioni di euro. 2 le donne arrestate, ma sarebbero molti di più i professionisti coinvolti nel raggiro. Sentiamo Roberta Lunghi. Una trama criminale con al centro una vittima, una donna di 85 anni con un patrimonio bancario da 3 milioni di euro. Ingannata, convinta a isolarsi, a chiudersi in casa, a non rispondere al telefono, impossibilitata a ricevere persino la posta che veniva consegnata all'unica figura divenuta riferimento per l'anziana, quella fioraia, 65enne, vicina di casa, che con grande capacità è riuscita a diventare per la donna una persona di fiducia. Con le accuse di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita pluriaggravata sono state arrestate dalla polizia di Catania 2 donne di 65 e 54 anni, coinvolti nel progetto criminale di trasferire i beni dell'anziana in altro istituto di credito, anche la figlia della fioraia arrestata e una serie di professionisti che hanno aiutato la donna. Tra questi un avvocato 54enne con il compito di curare il trasferimento del patrimonio della vittima. Fondamentale il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese che ha fatto redigere un nuovo testamento dell'anziana. La 65enne, su suggerimento della stessa segretaria dello studio notarile, avrebbe cercato di ottenere anche un certificato da un medico compiacente, attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece appare affetta da patologie che la limitano. Ad attivare le indagini la segnalazione alla questura di Catania dei funzionari di un istituto bancario del capoluogo etneo che hanno notato movimentazioni sospette ai danni della donna. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che provvederà alla sua assistenza.
Torniamo ad occuparci dell'aggressione allo skate park di Bonagia e caccia agli autori del pestaggio e ci si interroga sulla sicurezza in centro e in periferia. Tonino De Mano. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi. I lividi sul volto, le ossa nasali rotte, qualche dolore ancora, il senso di protezione per i più giovani. Lo skater medico aggredito a Bonagia è ancora scosso, così come l'intero quartiere di Palermo alle prese con l'ennesimo branco, capace di essere spietato e violento. Insulti, calci e sassi agli ignari rotellisti solo per il gusto di provocare o per far male. Questa volta si cercano 6-7 ragazzini che in modo spregiudicato e gratuito hanno fatto irruzione in uno skate park tra via Guido Rossa e via della Giraffa che l'amministrazione comunale di Palermo conta di inaugurare entro dicembre. È stato un fatto grave e tristissimo, ha dichiarato Alessandro Anello, assessore allo sport del comune, per il quale auspico che i responsabili siano individuati al più presto dalle forze dell'ordine e puniti in modo severissimo. E se il pestaggio non scalfisce il progetto di rilancio sportivo di Bonagia, resta l'amarezza di una città, Palermo, ostaggio della violenza e che, al di là dei programmi sulla sicurezza, continua ad essere fuori controllo e senza controllo in centro ed in periferia. La conferma è che, a distanza di giorni dalla vile aggressione di Bonagia, gli autori restano impuniti e chissà, pronti ancora a colpire. Grazie ad un pentito è stato risolto un cold case di 22 anni fa per l'omicidio di Antonino Pelicane, freddato a colpi di arma da fuoco il 30 agosto del 2003 in Corso dei Mille a Palermo. Sono stati adesso arrestati Nicola Mandalà, Ignazio Fontana e Michele Rubino della famiglia mafiosa di Villa Abate, due dei quali già in carcere. Il delitto era maturato nell'ambito di una guerra di mafia fra due fazioni della stessa famiglia. C'è una bambina italiana, Flora, di appena 4 anni, bloccata in Iran con il suo papà perché la madre si rifiuta di consegnare loro i documenti per viaggiare. Sentiamo Eva Spampinato. Allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. L'appello di papà Andrea ha fatto il giro del web e soprattutto è arrivato all'attenzione della Farnesina e del consolato italiano a Teheran. Lui e la sua piccola Flora, 4 anni, cittadina italiana con doppio passaporto, stanno vivendo un incubo, intrappolati in Iran, senza documenti della piccola e senza più notizie della madre. C'è una novità importante ed è quella, con una relazione che attendiamo dal consolato, si recherà il mio assistito presso la sede per poterlo ottenere, ad adire il Tribunale di Roma competente in questo caso a poter ottenere in casi di urgenza come questo un provvedimento. Andrea Papale viveva a Londra, si era sposato e lavorava come infermiere. 2 anni fa la decisione di separarsi in modo pacifico. Lui torna in Italia, nel suo paese, a Caltagirone, lei torna in Iran. Inizia il percorso legale. Andrea periodicamente va in Iran per vedere la bambina in attesa dell'udienza già fissata per gennaio dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull'affidamento. Ma a inizio novembre qualcosa va storto, la madre lascia il paese e non dà più sue notizie. Stiamo parlando della tutela di una bambina e la cosa è molto seria, non è un litigio tra chi vuole l'affido piuttosto che qualcos'altro. Stiamo semplicemente dicendo: ad oggi la mamma non c'è, si è resa irreperibile, abbiamo il passaporto ma non ci viene consegnato, vogliamo tornare in Italia. Possiamo farlo visto che è un nostro diritto oppure no? Se la speranza anima le azioni tempestive degli avvocati italiani, c'è una paura che aleggia, quella che Flora possa diventare l'ennesimo caso di bambina contesa a livello internazionale. Lavoratori part-time ma non per scelta, oggi la protesta dei dipendenti dell'ASP di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Voce forte dei lavoratori davanti alla prefettura di Agrigento. I dipendenti part-time dell'ASP chiedono più stabilità e contratti adeguati al carico di lavoro reale. Operatori sociosanitari e ausiliari denunciano anni di attese e turni difficili da sostenere con il part-time involontario, cioè contratti ridotti contro la loro volontà che rendono difficili turni e vita quotidiana. Chiedono soluzioni rapide. Io ero 36 ore e me ne sono pentita a cambiare con l'ASP di Agrigento. Io voglio le 36 ore come facevo a Catania. Basta, solo questo voglio, le 36 ore per la mia famiglia, per dare a mangiare ai miei figli e mio marito che è disoccupato. Che lavoriamo sotto continuo stress, carico di lavoro esagerato, quindi siamo qui per questo oggi, per chiedere i nostri diritti, finché si possano aumentare le ore
e dare serenità a tante famiglie. Al centro della protesta ci sono i limiti di spese imposti alla sanità che secondo il sindacato impediscono il passaggio ai contratti full time. La CISL Funzione Pubblica chiede alla Regione ad autorizzare deroghe e a rivedere la dotazione organica dell'ASP. Oggi rileviamo e abbiamo continuamente testimonianze di operatori che hanno raggiunto il tetto massimo delle ore di straordinario e quindi è delle ore anche del monte ore, quindi praticamente è una necessità che non se ne può far meno, quindi l'aumento delle ore per quanto riguarda gli operatori ausiliari è fondamentale. La prefettura farà da tramite con il governo regionale, i lavoratori restano in attesa di una risposta ufficiale e non escludono nuove iniziative. Catania si conferma la città con la Tari, la tassa sui rifiuti più cara d'Italia, 602 euro annui in crescita rispetto all'anno scorso. Il rapporto è dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva. La Sicilia resta tra le regioni con la Tari più elevata. Nel 2025 le famiglie siciliane hanno speso in media 402 euro, con un aumento di oltre il 3% rispetto all'anno precedente, un dato che colloca la nostra regione al terzo posto nazionale, subito dopo Puglia e Campania. A San Leone, frazione di Agrigento, è crollata di nuovo la pista ciclabile, l'erosione costiera avanza e adesso rischia anche il viale delle Dune. Sentiamo Davide Sardo. La natura non aspetta e alla fine presenta il conto. È crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone, un epilogo annunciato, l'ennesima vittima dell'erosione costiera che continua a divorare metri di litorale. Le mareggiate di questi giorni hanno fatto saltare gli ultimi fragili equilibri, aprendo un nuovo varco che ora mette seriamente a rischio anche l'asfalto del viale delle Dune. Un danno prevedibile, evitabile secondo gli esperti, se solo si fosse intervenuti con decisione sulla protezione del fronte mare. Da anni le associazioni ambientaliste chiedono barriere e opere di contenimento per spezzare la forza delle onde. Tra le voci più attive quella di Claudio Lombardo, referente di Mare Amico Agrigento, che torna a lanciare un appello durissimo. Senza interventi in mare, dice, tutto ciò era scritto. Adesso servono subito le opere annunciate dalla Regione, dalla Gino Civile e dal Comune. Non si può più aspettare. Intanto a San Leone i cittadini assistono impotenti all'ennesima ferita inferta alla costa. Una costa che ancora una volta dimostra che la natura vince sempre. Al commissariato di Noto in provincia di Siracusa è inaugurata una stanza rosa, uno spazio riservato per denunciare la violenza subita dalle donne. Francesco Aloi. Fare sentire le donne vittime di violenza al sicuro, nel momento forse più difficile per loro, quando con la memoria devono rivivere ciò che hanno subito. Sempre in più città nascono le stanze rosa, luoghi dedicati proprio a questo. Qui siamo nel commissariato di Noto. Questa è la terza stanza che noi inauguriamo negli ultimi tempi in provincia di Siracusa. È un luogo accogliente, un luogo dove noi speriamo di ricevere le segnalazioni o le denunce delle persone in difficoltà. Una stanza realizzata in collaborazione con il Rotary, progettata per aiutare le donne a trovare un po' di tranquillità. E queste opere, donate dagli studenti del liceo artistico di Noto, alleggeriscono l'atmosfera. I ragazzi stanno ancora lavorando, ci sono altre opere che si aggiungeranno a quello già consegnato, arricchiremo questa stanza con ulteriori lavori, soprattutto per quello che riguarda i bambini che eventualmente dovessero venire. Dalle pubblicità progresso ai reel sui social, passando per gli incontri con i ragazzi. Si fa di tutto per cercare di mettere un punto alle continue violenze sulle donne, ma quando la prevenzione non basta, fondamentale è trovare il coraggio di denunciare. Le denunce ci aiutano a intervenire prima che sia troppo tardi. Sono aumentati gli ammonimenti che firmo quasi quotidianamente, i codici rossi purtroppo sono elevatissimi, quindi è importante per le vittime denunciare. La dea bendata bacia Gangi, comune delle Madonie in provincia di Palermo. Un anonimo fortunato ha vinto infatti 200.000 euro in contanti e altri 300.000 per l'acquisto di una casa. Grazie al concorso Vinci Casa con soli 2 euro giocati. Il vincitore potrà adesso scegliere l'abitazione che desidera su tutto il territorio nazionale e avrà 2 anni di tempo per trovarla. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per vedere come la Sicilia si conferma set privilegiato di film importanti.
Sicilia e il cinema, un binomio che funziona da sempre e particolarmente gettonati negli ultimi tempi, Messina e le Isole Eolie. Francesco Triolo. Da Omero a Cervantes sino all'animazione futuristica della Disney, il territorio messinese si riscopre location cinematografica d'eccezione. Nei mesi scorsi sono state girate alle Isole Eolie diverse scene dell'Odissea, il capolavoro di Christopher Nolan con Matt Damon nei panni di Ulisse, in uscita il prossimo anno. Nel comune sono state presentate invece le scene iniziali del Don Quixote di Fabio Segatori, ambientato nella Messina del 1571 e che sarà proiettato nelle sale nel 2026. È un set totalmente ricostruito perché la Messina del 1571, di quella Messina non c'è più nulla, quindi abbiamo dovuto fare uno studio filologico durato mesi e mesi e con uno staff di tecnici che ha ricostruito in 3D la Messina del 1571. È stato un lavoro molto intenso e molto appassionante e i risultati li vedrete sul grande schermo. Dal 17 dicembre invece sarà nelle sale il terzo capitolo della saga Avatar di James Cameron e protagonista sarà Stromboli, l'isola che sembra nascere dal cuore del Mar Tirreno e che è stata scelta dalla Disney come uno dei volti di Pandora. La scelta di Stromboli non è affatto casuale, il suo vulcano sempre attivo, i paesaggi scolpiti dalla lava e le notti che brillano sotto un cielo senza filtri naturali offrono un'atmosfera che sembra già uscita da un'altra dimensione. Ben vengano questi tipi di attività che non servono solo ad attrarre ma anche a fare conoscere cultura, turismo, cinematografia, sono binomi che secondo me in Sicilia possono camminare. Presentato a Catania il calendario di Pax Christi dedicato ai testimoni di pace. Sentiamo Giussi Lazzara. La storia è fatta anche dai testimoni di pace, uomini e donne che si sono impegnati scommettendo la loro vita per affermare la legalità e la non violenza. A loro è dedicato il calendario 2026 di Pax Christi Nazionale, con il punto pace di Catania ancora una volta impegnato nel realizzarlo. Coinvolti in questo percorso i giovani dell'Istituto Penale per i Minorenni di Catania, gli studenti dei licei Lombardo Radice, Ettore Majorana e dell'Istituto Comprensivo Musco. Hanno letto e commentato le storie e le vite di Maria Elena Garcia, Suor Rosemary Lynch, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Martin Luther King, Giorgio Lapira, Oscar Romero, Don Lorenzo Milani, Betta Casses, Simone Veil e Etti Illesum. Vite straordinariamente normali che hanno segnato la storia del Novecento. I testimoni di pace sono donne e uomini che nella famiglia, nella scuola, nella chiesa, davvero costruiscono ogni giorno questo progetto che è appunto la pace. Mi sono occupata principalmente di Attilisum ed era ebrea. Nonostante sapesse la sorte che gli aspettava, ha deciso di continuare a credere nella speranza e nell'amore. Morale è stata una donna che è stata violentata, ha fatto tante cose per non mollare. Coinvolti anche giovani musicisti dell'Istituto Musco, insegnanti e l'osservatorio sulla dispersione scolastica della prefettura, insieme per far crescere l'educazione alla pace a partire dalle aule scolastiche. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo con la pagina sportiva, con il Catania sempre in vetta, ha riconquistato la vetta, mentre il Palermo sempre più in crisi. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania vince con il Latina e si riprende la vetta della classifica in coabitazione con il Campania, adesso si guarda al Picerno. Sentiamo Marco Carli. Catania di nuovo in testa, basta una settimana per riprendersela in un campionato che resta equilibrato in vetta e che aggiunge una pretendente alla promozione diretta, perché se i rossazzurri vittoriosi con il Latina sono al comando con la Salernitana che pareggia in casa col Potenza, alle tre bighe si è aggiunto il Cosenza, vincitore con il Benevento. Questo campionato l'abbiamo visto a Casarano e anche altre partite, se non sei sul pezzo al 100% purtroppo possono capitare partite del genere, puoi perdere punti e ci sono altre squadre che sono lì a combattere con noi. Corbari è stato protagonista dall'inizio dell'1-0 con Latina, partita tipica del campionato, e se ne accorge Cicerelli che viene colpito durissimo da Porro, esce anzitempo dal campo e con la caviglia gonfia dallo stadio dopo la partita. Ammonizione per il direttore di gara che nella ripresa inverte
commette un fallo Lunetta Marenco col difensore laziale già ammonito e lascia correre su un contrasto in area Casasola De Ciancio. Errori che indispettiscono ma non incidono sul risultato finale, perché a quello ci aveva già pensato Forte, innescato da Jimenez, entrato al posto di Cicerelli, buona la sua prova. Tiro preciso di sinistro nell'angolino e gol del vantaggio, che il Catania poteva anche aumentare sia nel primo tempo che nella ripresa. Tante occasioni, un solo gol segnato, una bella parata di Dini e la testa della classifica. Adesso, se il Catania vuole volare, serve ripetersi anche lontano dal Massimino. È il nostro step successivo che dovremo fare se vogliamo arrivare a marzo, aprile, quando sarà da tirare le somme, arrivare in una posizione che puntiamo. In Serie B il Palermo non riesce a cambiare passo ed è sempre più in crisi. Tonino De Mana. 2 trasferte consecutive, Castellammare e Chiavari, avversari non certo trascendentali, Juve Stabia ed Entella. Eppure il Palermo è tornato a casa con un punticino e con l'autostima sotto i tacchi, pardon, i tacchetti. Scivolano ancora in classifica i rosanero, protagonisti finora di un torneo sulle montagne russe tra alti e bassi purtroppo frequenti nelle ultime stagioni. L'auspicato cambio di passo non c'è stato e neanche l'arrivo in panchina di Pippo Inzaghi sembra aver dato il giusto slancio ad una squadra costruita per vincere il campionato ma che continua a stentare e mancare di personalità. È il centrocampo, forse il reparto più in sofferenza, ma anche attacco e difesa mostrano incertezze che poi costano punti pesanti. Ci alleniamo per cercare di vincere tutte le partite, è un momento in cui non ci stiamo riuscendo a portare dei grandi risultati, quelli che vogliamo, dobbiamo prenderci le responsabilità noi e assumersi sia in campo che fuori e insomma tornare a fare già una grande partita in casa. È sabato, si torna al Barbera per la sfida contro la Carrarese che non vince da 4 giornate. Pippo Inzaghi potrà contare su Ranocchia che ha scontato un turno di squalifica e punta a rilanciare dal primo minuto Brunori. Un solo gol all'attivo e tanta panchina in questo altalenante inizio di stagione del Palermo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.